tanti occhi puntati sulla frana di Schiucazze in Alpago. Oggi nuovo vertice operativo della regione. Intanto cresce la rabbia dei residenti evacuati ed esasperati per aver perso tutto. C'è chi dice torno nella casa e mi faccio seppellire dalla frana. Protezione civile, geologi al lavoro per affrontare l'emergenza e il futuro. Intanto scatta anche l'allarme sciacalli, controlli del comune per evitare razzie nelle case abbandonate. Scuola bus ribaltato, i carabinieri raccontano come hanno bloccato e arrestato l'autista ubriaco in fuga, acquisita tutta la documentazione relativa al contratto di appalto del comune di Arco Petrarca con la cooperativa che gestiva il servizio. Perizia shock sull'area di Pozzuoli dove morirono orribilmente Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana e il figlioletto Lorenzo Di Meolo, nessun presidio di sicurezza, nessun intervento sulla voragine e nessuna autorizzazione del comune. Continua la caccia all'uomo per individuare il o i responsabili degli attacchi notturni alla tram Mestre, biglie scagliate con la forza di un proiettile. Secondo gli autisti chi spara starebbe mirando proprio a loro. Incredibile truffa scoperta a Verona, 57enne suggeriva alle persone colpite da esproprio di creare microstati dipendenti così da evitare ogni sequestro. Sport, volley, Berlino amara per l'Imoco Conegliano, sconfitta 3-1 da Novara nella finale di Champions. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano il nostro viaggio nel borgo fantasma di Schiucazze, a Pieve d'Alpago, nel Bellunese, un intero paese minacciato dalla frana incombente. E a Schiucazze per questo reportage c'è Daniela Sizzia, che vedo già in collegamento nel monitor, alla quale cedo subito la linea. Buonasera Daniela. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Siamo a Schiucazze, come potete vedere la frana è alle mie spalle e purtroppo sta continuando a piovere, il che complica ancor più la situazione. Intanto inizio subito col dirvi che questo pomeriggio c'è stato un vertice operativo dove è stata presente la regione, il Veneto Strade, il sindaco e i geologi. Questo per fare un punto della situazione, per incontrare i cittadini che, se li potete vedere, sono proprio accanto a me, sono proprio i residenti di questo borgo, i residenti che stanno rischiando di perdere la casa. Lei ha detto la frase più forte, lei ha detto: io mi barrico nella casa e rimango là sotto. È l'unica soluzione, perché oggi abbiamo parlato pure per il risarcimento della casa, io col mutuo mi risarciscono con pochi spiccioli. Quindi lei che cosa ci ha detto? Io ripeto, preferisco morire là dentro, così forse prenderanno qualcosa dei miei figli in futuro. La disperazione è tanta? La disperazione è molta. Tu invece hai proprio un'attività, ci raccontavi, là in questo borgo? Noi vendiamo bibite, però siamo rimasti tagliati fuori da questo evento, non possiamo spostarci in nessun altro posto, la maggior parte della merce è rimasta ancora dentro e se non ci vengono incontro rischiamo di chiudere un'attività che va avanti da anni, da più di 60 anni e nessuno ci sta dando una mano, siamo abbandonati a noi stessi e nessuno vuole aiutarci. Ecco, fra l'altro Francesca, non hanno potuto portarsi via nulla, gli abiti, le loro cose, è tutto rimasto lì nel borgo. Anche tu hai un'attività lì? Sì, un'azienda agricola proprio appena aperta nel 2018, partito con molto entusiasmo, però con questo evento la vedo molto dura continuare con questo entusiasmo, perché mi stanno proprio tagliando le gambe le frane, la pioggia, e sono impossibilitato a continuare la mia attività e non percepisco nessun reddito al momento, perché io lavoro con la terra, lavoro con quei prati, con gli animali e sono proprio disperato in questo momento. Ci hai detto viviamo sul filo del rasoio. Certamente, che purtroppo dal momento all'altro potrebbe rompersi. Ecco, ci dicevi che la regione c'è, ma che ci sia anche dopo. La regione oggi ci ha garantito che c'è, Veneto Strade farà eventuali lavoro se sta su e se viene giù. L'importante è che ci sia anche dopo, soprattutto per tutti quanti, chi aziende, case e soprattutto speriamo bene che le case restano su. Ecco, e purtroppo, come vi ho detto, la pioggia non aiuta di certo. I cittadini vengono qua ogni giorno, ogni mattina, sperando di vedere la loro casa qui in questo borgo. Fra l'altro questa mattina abbiamo fatto proprio un giro all'interno del paesino e abbiamo sentito anche il primo cittadino. Sentite.
Ci troviamo a Schiucaz, dove lo vedete alle mie spalle, la frana che sta veramente mettendo in pericolo il piccolo borgo. 17 residenti che sono stati evacuati non hanno potuto portare nulla via, tutta la loro vita è lì. Siamo entrati in questo borgo, un paesino fantasma, le case chiuse in fretta e furia, tutto è rimasto lì come gli abitanti lo hanno lasciato, anche i giocattoli dei bimbi. 17 residenti, alcuni sono stati ospitati da parenti, altri si trovano invece alloggiati in alberghi della zona. Però tutta la sua vita è qua. Esatto, 41 anni sono qua. E purtroppo è veramente a rischio ora, dicono. Quella che è più a rischio in pratica, la mia e l'azienda del mulino là. E non siete riusciti a prendere niente di vostro? Poco, produrre una televisione, 2 e un po' di vestiti così, sempre per il muro, no? Che non riesci neanche a capire cosa stai facendo. Non possiamo fare altro che aspettare, spiega il sindaco Umberto Soccal. La parte peggiore, abbiamo visto, è proprio in mezzo. Sì, la parte peggiore in questo momento è dietro a quello che è conosciuto da tutti come il mulino, che è quella casa più grande che c'è all'inizio della frazione ed è sicuramente quella più a rischio, perlomeno in funzione delle conoscenze che ci sono ad oggi. Non ci resta che aspettare. Tra l'altro comincia di nuovo a piovere e questo di certo non aiuta. Certo, il fine settimana è messo brutto, anche la regione con i suoi messaggi ci ha fatto capire che pioverà intensamente. Non possiamo che aspettare, in questo momento non abbiamo alternative che aspettare. Intanto il primo cittadino ha predisposto controlli 24 ore su 24 contro gli sciacalli. Qui ci dice c'è gente che ha vissuto tutta la sua vita. Lì c'è gente che ci vive da 70 anni e che quindi è la loro vita, la loro casa, il loro modo di essere qui in questo luogo. È chiaro che trovarsi fuori di casa nel giro di mezz'ora senza poter recuperare niente non è sicuramente semplice. La frana si muove, si continua a muovere ed anche velocemente, quindi purtroppo dicono sarà difficile fermarla, ora sarà da vedere come verrà giù, se lentamente oppure in maniera repentina. Come vi dicevo, i cittadini sperano di vedere questa frana scendere lentamente, quindi di vedere salvate le loro case. Noi abbiamo fatto comunque il punto della situazione insieme all'assessore regionale Bottaccin, sentite. Ci troviamo all'entrata del borgo di Schiucaz che vedete a poche centinaia di metri, la strada è stata chiusa qui perché il pericolo ormai è altissimo, il sindaco ci ha detto non ci rimane che attendere, intanto qua è un via vai di residenti che vengono a vedere e a sperare che la casa sia ancora lì. La frana continua a muoversi e ogni istante che passa diventa sempre più pericolosa, proprio lì sotto il borgo che inesorabilmente attende il suo destino. La pioggia di queste ore sta peggiorando la situazione. Sono 5-6 mila metri cubi circa di materiale che stanno spingendo, di fatto in questo momento che sostiene tutto è il muro che sostiene la strada e quindi l'equilibrio è molto precario e rende impossibile qualsiasi tipo di intervento, sia di alleggerimento del corpo frana, sia di svuotamento. Insomma è impossibile di fatto oggi intervenire sulla frana e quindi dobbiamo necessariamente attendere l'evoluzione del movimento franoso, sapendo che con il tempo che peggiora il movimento sarà più veloce. Sono state posizionate 3 telecamere che monitorano i movimenti della frana minuto dopo minuto. La certezza è che sta collassando, la speranza è in uno scorrimento lento e che fango e rocce non distruggano le case. Se ciò non avvenisse per i cittadini? Se ciò non avvenisse ovviamente c'è la copertura finanziaria, mi rendo conto che questa è una magra consolazione per i cittadini perché chi ha una vita qui si vede danneggiata la casa, ovviamente è un gravissimo trauma. Un'ultima cosa, Francesca, poi cedo di nuovo la linea. Loro stanno ovviamente aspettando di poter rientrare a casa, ci dicevano quando si stabilizza con i vigili del fuoco.
Sì, adesso speriamo bene col maltempo qui e se dopo cessa un po' di poter entrare nelle nostre abitazioni e aziende a recuperare le più cose possibile e anche, pensando male, a fare una perizia di quello che è il valore che c'è dentro e della casa stessa, perché al momento che se per caso andesse giù, come fai a stimarla sotto le macerie? È davvero tutto da Schiucazze, linea nuovamente allo studio. Grazie a Daniela Sizzia e Paolo Bottero che da questa mattina si trovano a Schiucazze e che hanno realizzato questo reportage che racconta in tempo reale quello che sta accadendo con questa frana che incombe su questo paese ormai fantasma. Continuiamo con la cronaca. I carabinieri questa mattina si sono presentati in comune ad Arquà Petrarca per acquisire tutta la documentazione relativa al contratto di appalto con la cooperativa che gestiva il servizio di scuolabus. Stiamo parlando naturalmente dello scuolabus che ieri si è ribaltato, lo ricorderete, e l'autista è fuggito lasciando soli i bambini. Emanava un forte alito vinoso, ecco, e là ci è venuto il dubbio appunto che avesse assunto alcolici. Il brigadiere Vito Staffiotti, insieme al collega il maresciallo Alberto Bizzotto, è stato il primo ad individuare Denis Panduru mentre vagava a 7 km di distanza dal luogo dove si era ribaltato lo scuolabus che stava guidando. Appena ha visto la macchina dei carabinieri, l'uomo ha tentato un'ultima fuga disperata. Una volta individuato, il soggetto ha tentato una breve fuga, l'abbiamo fermato, sostanzialmente ha provato a fornirci delle generalità false, noi l'abbiamo incalzato su questo fatto e lui ha confermato il fatto di essere il soggetto che noi cercavamo. L'alcol test fatto nel tardo pomeriggio ha rilevato la presenza di alcol nel sangue nonostante fossero passate diverse ore dal momento dell'incidente. I carabinieri attendono anche i risultati degli esami tossicologici sull'autista. Il 51enne romeno in passato si era visto sospendere la patente per guida in stato di ebbrezza e poco tempo dopo, nonostante la patente revocata, si era rimesso alla guida. Particolari che però non erano conosciuti dal datore di lavoro, la cooperativa SEAF di Este. I carabinieri di Abano Terme vogliono vederci chiaro e così nelle scorse ore si sono presentati in comune ad Arquà Petrarca e hanno acquisito il contratto di appalto tra l'unione dei 3 comuni dei Colli Ugani, Arquà, Baone e Cinto, e la cooperativa coinvolta nel rovesciamento dello scuolabus che trasportava 13 ragazzini, 11 dei quali sono rimasti feriti in maniera lieve. Stiamo cercando di appunto capire quello che era il rapporto che legava ovviamente la società che aveva in gestione il servizio scolastico e anche il rapporto in essere con il soggetto che poi nella giornata di ieri abbiamo tratto in arresto. I carabinieri vogliono verificare nei dettagli quali fossero le modalità previste per il trasporto dei ragazzi e se ci fosse o meno un accompagnatore adulto. Verrà esaminato anche il contratto di lavoro tra il romeno, assunto un mese fa, e la cooperativa. Alcuni testimoni avrebbero visto il pulmino zizzagare durante la curva. L'autista ha perso il controllo rovesciandosi sul fianco. Ora i 3 comuni stanno valutando la possibilità di rescindere il contratto con la SEAF prima della scadenza prevista per la fine dell'anno scolastico, ma bisogna garantire il servizio fino al 10 di giugno. Il sindaco di Arquà Petrarca sabato mattina ha incontrato le famiglie degli alunni e ha deciso che la settimana prossima il servizio di scuolabus verrà affidato ad un'altra ditta. In queste ore invece il giudice deve decidere se convalidare l'arresto dell'autista. Restiamo in provincia di Padova con un incidente stradale accaduto nel pomeriggio a Rubano, in via Roma, la strada principale del paese. 2 auto si sono scontrate, una donna di 84 anni è morta sul colpo, ferita gravemente un'altra persona. Sul posto i suoi vigili del fuoco e il traffico è stato deviato lungo la statale creando disagi. Sconcertanti le conclusioni della perizia sulla solfatara, nella quale, lo ricorderete, avevano trovato la morte nel settembre del 2017 madre, padre e il loro figlio, famiglia di Meolo che era in gita a Pozzuoli. Nessun presidio di sicurezza, nessun intervento sulla voragine che già si era formata, nessuna autorizzazione per un'attività che era di fatto abusiva. Sono queste le sconcertanti conclusioni contenute nella perizia sulla solfatara di Pozzuoli, nella quale ha trovato la morte 1 anno e mezzo fa una famiglia di Meolo. Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e il loro figlio Lorenzo sono morti il 12 settembre del 2017, cadendo in una buca nella solfatara, e si era salvato solamente il figlio più piccolo. Lorenzo, di appena 11 anni, era scivolato nella voragine, che aveva inghiottito subito dopo anche il papà, ingegnere informatico, e la mamma, addetta ai controlli nell'aeroporto Marco Polo.
Della tragedia si parlerà lunedì mattina nell'aula del Tribunale di Napoli. In ballo ci sono il procedimento penale aperto per i fatti di Pozzuoli e le gravi lacune della Solfatara sul versante della sicurezza, tanto per i visitatori quanto per i lavoratori, che sono emerse nella fase d'inchiesta. Lacune che hanno comportato l'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici della società che gestisce l'area. La perizia sottolinea come non fossero presenti presidi di sicurezza nella Solfatara e nei pressi della voragine in particolare. Inoltre il sito sarebbe stato sprovvisto dell'autorizzazione comunale da quasi 10 anni. Continua la caccia all'uomo per individuare il o i responsabili degli attacchi notturni ai danni del tram di Mestre. Biglie scagliate con la forza di un proiettile. Secondo gli autisti chi spara starebbe mirando proprio a loro. A Mestre gli attacchi al tram in Viale San Marco fanno paura. 3 raid notturni consecutivi, di cui uno doppio, più o meno alla stessa ora, tra le 22 e le 23, e soprattutto alla stessa fermata, Boerio. Non un semplice lancio di sassi, come all'inizio si era pensato, ma di biglie scagliate come proiettili con una forza tale da forare i finestrini. Tra i dipendenti ACTV che conducono i mezzi la tensione è fortissima. Non si tratta di qualcuno che sta tirando delle pietre. No, escludo il lancio di sassi perché il foro non presenta un lancio casuale di sassi, ma è una cosa mirata nella cabina del conducente. Voi avete proprio questo sospetto tremendo, vale a dire che chi tira queste biglie, chi spara sta mirando al conducente? Sì, lo dimostrano anche i fori che la prima sera a 1 metro dalla testa del conducente, all'altezza ovviamente tra la spalla e il capo, la seconda sera un vano passeggeri, la terza sera 2 veicoli altezza all'interno della cabina, al quale ci sono padri e madri di famiglia, ci sono colleghi sia uomini che donne a bordo. Uomini e donne che ora non lavorano più serenamente quando si passa in Viale San Marco e ci si ferma lì per istanti che appaiono interminabili, col pensiero che il cecchino sia nascosto, pronto a colpire ancora. A Marghera, alcuni anni fa, atti vandalici, per i quali era stata poi individuata una baby gang, avevano provocato la sospensione temporanea di una fermata per motivi di ordine pubblico. La fermata seguente veniva presidiata dalle forze dell'ordine. Ho chiamato i colleghi, ci siamo sentiti, la paura ovviamente, non ci nascondiamo, è molta. E se dovesse essere, chiediamo anche all'assessore della municipalità e del comune della città metropolitana che intervenga per tutelare in primis le figure nostre dei conducenti e anche la sicurezza dei passeggeri. Poteva finire molto male. Penso proprio di sì, perché se ti prende una biglia di ferro in testa o di acciaio o di ceramica, tanto bene non può farti. Un uomo cade in una vasca a fanghi di un'azienda conciaria vicentina e viene salvato dai vigili del fuoco. È accaduto all'alba di oggi ad Arzignano, dove i pompieri sono intervenuti per il salvataggio di una persona che si trovava all'interno di una vasca di fanghi. I vigili del fuoco, accorsi da Arzignano e successivamente con il supporto degli operatori SAF di Vicenza e i sommozzatori di Mestre, sono riusciti a recuperare l'uomo ed affidarlo alle cure dei sanitari del SUEM. Tutto da chiarire la dinamica per cui l'uomo è finito nella vasca. Continuiamo con la cronaca. Suggeriva alle persone colpite da esproprio di beni di creare microstati così da evitare ogni sequestro. Un vicentino di 51 anni è stato arrestato insieme ad un 51enne a Camagna Monferrato, in provincia di Alessandria, per turbativa d'asta. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura per contrastare azioni di intralcio alle procedure che devono portare alla vendita all'asta di beni per soddisfare le richieste dei creditori. Per bloccare queste procedure, il 51enne, sedicente diplomatico, ha fondato l'organizzazione Centro Operativo Esseri Umani con sede a Verona, negli uffici della ditta del veronese dichiarata fallita. Attraverso questo centro, con incontri in varie città del paese, video su YouTube e pagine Facebook, veniva fatto credere alle persone colpite da esproprio che potevano creare microstati autoproclamandosi indipendenti e inviolabili per non ritenersi più soggetti alle leggi dello Stato. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di sanità e di cardiologia cardiovascolare, perché al principale congresso dedicato alla materia che si terrà a Parigi, Folta sarà la rappresentanza di un'eccellenza veneta, l'unità operativa complessa di Verona. Verona ha tutte le caratteristiche per essere considerato uno dei centri di eccellenza di cardiologia in Italia
e a livello europeo. Unità di cardiologia dell'azienda ospedaliera di Verona tra i protagonisti di un importante corso di formazione che si svolgerà tra pochi giorni in Francia. Presenti dal 21 al 24 maggio nella capitale non solo il direttore Flavio Ribichini, ma anche alcuni tra i giovani specializzandi e dottorandi che studiano e lavorano nel polo ospedaliero veronese e che presenteranno i risultati delle loro ricerche. La settimana prossima si terrà a Parigi, come da 30 anni, il corso congresso della Società Europea di Cardiologia Interventistica. È un corso che nacque a Tolosa molti anni fa, quando la cardiologia interventistica incominciò a fare passi accelerati verso la modernità che viviamo oggi con il trattamento endovascolare delle malattie cardiovascolari. Un corso che riunirà cardiologi, specialisti e tecnici sanitari, estremamente importante soprattutto per i giovani colleghi, dice Ribichini, che in tutto il mondo trattano quotidianamente le patologie cardiovascolari, quelle congenite su pazienti giovani, quelle degenerative su individui maturi e anziani. Fondamentalmente in questi anni la crescita della cardiologia interventistica è basata sugli sviluppi di trattamento endovascolare dei difetti strutturali del cuore. Questi trattamenti si incominciano ad allargare sempre a una popolazione più estesa, non solo ad alto rischio, ma al rischio intermedio e rischio basso. Guardando all'oggi ma anche al domani, come inducono a fare i giovani professionisti che lavorano nell'azienda ospedaliera veronese. Loro sono un motore, una spinta continua a non fermarsi mai. Siamo allo sport, volley, Berlino-Amara per l'Imoco Conegliano che è stata battuta nella finale di Champions da Novara, che si prende così la rivincita perché lo ricordiamo era stata sconfitta Novara proprio dalle Pantere nella finale scudetto conquistata appunto da Conegliano. Inizio subito difficile per le ragazze di coach Santarelli che perdono i primi 2 set, il terzo invece viene vinto dall'Imoco, ma il moto d'orgoglio delle coneglianesi non è sufficiente. Novara infatti chiude l'incontro e conquista il tetto d'Europa. Delusione naturalmente a Conegliano che fino alla fine ha sperato nella doppietta. Con questa notizia termina l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi e augurarvi una buona domenica. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di domenica 19 maggio sarà all'insegna di un forte maltempo sulle nostre regioni a causa di una perturbazione in azione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo piogge diffuse un po' su tutti i settori, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. I temporali potranno essere localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, situazione simile con precipitazioni diffuse dappertutto, anche intense, soprattutto nel corso della nottata. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove non cambierà la situazione, avremo rovesci e temporali diffusi, ma entro la nottata andrà via via migliorando. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime tra 18 e 19 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.